Buonasera, buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Effetto Friuli Giovani. Chiedo subito un applauso ai nostri ragazzi. Un applauso doppio questa sera perché proprio con questi ospiti che ormai sono diventati di casa abbiamo deciso di inaugurare, per così dire, i nuovi studi di Telefriuli, una veste rinnovata. In realtà i lavori sono ancora in corso, ma ci piaceva l'idea di mostrarvi quanto stiamo facendo e soprattutto ci piaceva l'idea che a tenere a battesimo, insomma almeno la prima parte dei lavori, fossero proprio i ragazzi. Sono qui in piedi questa volta, ma raggiungo subito i ragazzi perché mi piace stare seduta in mezzo a loro. Saluto però, visto che sono qui, gli ospiti di questa sera con i quali affronteremo l'argomento, il tema della serata, che è lo sport, inteso a 360 gradi, valori positivi dello sport come scuola di vita, come palestra di vita. Cercheremo di capire che rapporto i ragazzi hanno con lo sport, se praticano dello sport, che sport praticano. Poi ci saranno una serie di riflessioni che ci vengono offerte dall'attualità e quindi parleremo naturalmente con loro, parleranno loro. Saluto intanto Silvia De Michelis, che ringrazio, giornalista, collega del Friuli. Buonasera a tutti. Immagino che qualcuno abbia già imparato a conoscere, chi perlomeno segue le trasmissioni domenicali di Telefriuli, e ti ringrazio per essere qui con noi questa sera. Ringrazio Giorgio Brandolin, che rappresenta il CONI questa sera, presidente regionale, e dato il tema direi che non potevamo scegliere altrimenti. Si siede tra gli ospiti questa sera e volevamo insomma che anche lui provasse l'ebbrezza del nuovo studio, il professor Babbo. Buonasera. Buonasera, buonasera. Di solito nelle retroguardie, questa sera non solo in studio ma addirittura nel posto d'onore. Non si abitui, prof. Vado allora subito dai ragazzi, che sono, lo diciamo sempre, i veri protagonisti di questa trasmissione. I microfoni sono già distribuiti. Innanzitutto, per alzata di mano, volevo capire quanti di voi praticano uno sport, quindi chi fa sport alzi la mano, così intanto già cominciamo a farsi un'idea. Siete in parecchi, ma non sarete gli unici a parlare questa sera, perché ovviamente chi non fa sport ci racconterà perché non lo fa, o se magari lo faceva prima, adesso ancora non lo fa. Partiamo da chi ha il microfono. Presentati. Buonasera. Da che scuola arrivi intanto? Arrivo dal Cecconi, mi chiamo Nicolai e abitualmente vado in palestra. Non so se può essere considerato uno sport, però comunque insomma ci vado. Fai attività? Faccio attività fisica, esatto. Regolarmente? Regolarmente, 2 o 3 volte a settimana circa. Da quanto tempo? Da 1 anno e 6 mesi. Ecco, facevi altro prima o fai altro in contemporanea? Allora, prima frequentavo, diciamo, facevo atletica leggera, poi ho smesso e adesso... Allora, abbiamo forse qualche problema col microfono, riuscite a passare l'altro, così cerchiamo... Oh, vedi... Studio nuovo, problemi vecchi, prego. Vediamo di sistemare intanto questo. Sì, quindi attualmente... Sì, vai, tranquillo. Quindi attualmente, ecco, vado in palestra regolarmente. Insomma, per me, io considero la palestra comunque come una valvola di sfogo, perché mi consente, tutto sommato, dopo una giornata di scuola o comunque cose impegnative, di andare lì e stare tranquillo, rilassarmi facendo attività fisica. E quindi insomma arrivo a casa che sono tranquillo, posso procedere con i compiti e derivati. Ecco. Quindi compiti prima, palestra e compiti dopo? No, allora la palestra prima di tutto e poi i compiti. Ok, mettiamo subito i puntini su lei. Esatto. Ok, passa il microfono. C'è qualche altro sportivo che ci racconta di cosa si occupa, qual è la sua passione? Io mi chiamo Christian, vengo dallo Stringer e gioco a calcio da 9 anni. Sì, è uno sport che mi fa sfogare comunque, come credo sia lo sport in generale. Da quanto pratichi? 9 anni. 9 anni, scusami. Sì, sì. La cosa che ti piace di più di questo sport qual è? Comunque di stare in compagnia, di fare amicizie con gli altri ragazzi. Ed è una cosa che ti riesce? Esattamente, sì, tranquillamente. Hai fatto altri sport? Te ne piacciono altri? No, solo il calcio. Sei anche tifoso, suppongo? Sì, certo. Di quale squadra? Il Napoli. Del Napoli. Come mai il Napoli? Ho origini napoletane, quindi... Da qui, quindi una passione che... Esatto.
Tra l'altro, visto che abbiamo citato il calcio, abbiamo anche qualche notizia che riguarda l'Udinese, fresca di oggi, sulla quale magari poi una riflessione la facciamo. Qualcun altro che mi racconta che sport pratica? Facciamo passare il microfono? Qua, qui sotto, prego, raccontaci. Io sono Davide del Cecconi e anch'io vado in palestra 2 o 3 volte a settimana da anch'io 1 anno e mezzo, quasi 2. E secondo me lo sport è importante perché serve per sfogarsi da una giornata di scuola o comunque dai vari impegni, fa bene al corpo, come dice mente sana in corpore sano, e anche seguire un'alimentazione corretta serve a praticare bene lo sport e si sta bene, fa bene, secondo me tutti dovrebbero praticare attività sportive. Bene, quindi ho sentito più volte ripetere valvola di sfogo, quindi questa mi sembra per il momento la costante, ma sentiamo anche altre esperienze, passiamo il microfono, chi ci racconta che sport pratica, perché lo pratica, con quali obiettivi? Passiamo, fallo correre. Buonasera, io sono Sofia, vengo dallo Stellini e devo dire che le mie vicende con lo sport sono state un po' particolari. In che senso? Non ho fatto i classici sport che magari possono essere proposti a una bambina piccola. Ho cominciato abbastanza tardi e per il periodo delle medie ho fatto ginnastica artistica, che comunque è uno sport bellissimo. E permette comunque di entrare in relazione con molte altre ragazze. Sì, anche in questo caso una valvola di sfogo, perché comunque ti mette di fronte a degli ostacoli abbastanza difficili, c'è comunque il sacrificio anche nella ginnastica artistica. E dopodiché ho praticato yoga anche per conto mio. So che è strano, magari non è considerata proprio un'attività sportiva, però comunque l'effetto è lo stesso. E adesso sto facendo Zumba. Non so se qualcuno di voi ha mai sentito parlare. Va molto parlare. in voga in questo È periodo, molto in voga. Chi fa fitness, frequenta le palestre, Esatto. sa. Ecco, che cosa ti piace, visto che va così tanto di moda? Mhm. Spiegaci chi fa Zumba, che cosa trova di particolarmente affascinante e anche utile in questa disciplina, in questa attività. Penso, così come le persone che praticano anche Pilates, è comunque tonificante, se così si può dire, ma la Zumba in particolare, e per chi non lo sapesse, è una sorta di fitness quasi aerobica con la musica, è una sorta di danza ininterrotta, quindi fa bene al corpo, è divertente, perché no? Ecco, ci si sfoga, a proposito di valvole di sfogo, quando c'è la musica di mezzo forse qualcuno trova che sia ancora più... Sì, può essere utile per fare attività fisica, sportiva. Anche per correre, per esempio. Ti sentivo dire una cosa prima, non mi è stato proposto quello che normalmente viene proposto alle bambine. Questo significa che la ginnastica artistica, per esempio, non l'hai scelta, ma ti è stata suggerita o comunque... No, l'ho scelta io, però l'ho scelta tardi, perché per altri motivi, insomma, facevo altre cose prima. Non facevi sport. Ok, qualcun altro di qua? C'erano vari sportivi, avanti, avanti, coraggio. Hai il microfono, vai. Allora, io sono Andrea. Da Cecconi e pratico uno sport anormale, potrei definire, perché non credo che lo faccino in molti, che è Krav Maga. Esatto, spiegaci subito perché... È una disciplina d'autodifesa israeliana che Ripeti il nome, scusami? Krav Maga, che adotta l'esercito israeliano e... come posso dire? Autodifesa, dicevi. Sì. E in pratica ci insegnano a disarmare da coltelli, armi varie, e noi ci aggiungiamo anche un po' di MMA e lotta a terra. Adesso è molto più chiaro, in effetti. Che cosa sarebbe? Sì, insomma, è un altro modo per sfogarsi, perché è uno sport abbastanza violento. Accidenti, ma come mai ti sei avvicinato a questo tipo di disciplina? E come l'hai conosciuta anche? L'ho conosciuta perché mio padre, avendo una palestra, ha iniziato a fare questo corso e io sono stato attratto da esso, quindi l'ho voluto provare, mi è piaciuto e mi sono iscritto. E lo pratico perché, oltre a crederlo utile, perché quando si ha 16-17 anni credo che sia importante sapersi difendere da soli e gestire
a prescindere dalla compagnia che si ha, da dove si giri, per prova anche, per capire quali sono i limiti del corpo che si ha, perché non facendo niente non puoi capirlo. Ho capito, un modo per metterti alla prova. Come si può coniugare la difesa con la violenza, visto che dicevi c'è anche una parte... Potrei, quando si va oltre la difesa, quando uno non riesce a fermarsi dal sapersi difendere, secondo me lì si arriva nel campo della violenza. Cioè, quando all'inizio usi le tue capacità non solo per fermare l'avversario, ma anche per fargli più male del previsto, quella secondo me è la violenza. Accidenti, credo che su questo sia necessaria una riflessione, magari la facciamo. Qualcuno di voi conosceva questa disciplina? Sì? Tu la conosci? Prendi il microfono. Non so niente. La conosci da libro? Sì, no, perché... Ne hai già sentito parlare, sì, insomma? Sapevo che era una disciplina appunto di difesa, ma l'ho solo letta in un libro, nient'altro. Tu fai sport? Il legame che ho avuto io con lo sport è un po' travagliato, in quanto ho fatto una marea di sport e nessuno sono riuscito a fermarmi per parecchio tempo. Ma perché non ti coinvolgevano, non ti appassionavano, non erano quello che faceva per te? Qual è il motivo? Forse anche quello, sì, ma forse gioca anche il fatto che a scuola, nel compiti, studio, non riesco a organizzare il mio tempo e a fare tutto. E quindi, adesso è da un po' di mesi che faccio atletica. Sì. Mi ero anche iscritto in palestra, ma l'abbonamento è finito, devo rifarlo. E ho fatto nuoto, pallavolo, ho fatto di tutto. Mi piacerebbe rifare pallavolo perché è un po' il mio sport preferito. Però diciamo sì, anche per me era uno sfogo il fare lo sport, in quanto era anche una pausa dallo studio, andavo con i miei amici a fare questo sport e mi divertivo e non avevo nient'altro a cui pensare in quel momento. Ecco, ma ti sentivo parlare di questa difficoltà di organizzare il tempo, quindi lo studio e poi l'attività sportiva. So che molti ragazzi invece, per molti ragazzi è il contrario, cioè proprio il fatto di avere quell'impegno durante la settimana fisso con l'attività sportiva diventa motivo invece proprio per sbrigare meglio il dovere, riescono ad organizzarsi meglio con i compiti proprio perché sanno di avere quel tipo di impegno e vogliono mantenerlo. Nel tuo caso non sei riuscito a trovare l'equilibrio giusto? No, non fa per me l'organizzazione. Ho capito. Ma d'altra parte dici, mi piace la pallavolo, mi piacerebbe riprovare, sì, se non ho capito male. E visto che comunque questo sport ti piace, non credi che grazie a questa passione riusciresti ad organizzarti un po' meglio, un pochettino meglio? Sì, ci penso spesso a questa cosa e ho voglia di ricominciare. Devo parlarne anche con i miei genitori e vedere di riniziare a fare qualcosa. Ecco, poi questo è un altro aspetto interessante, il ruolo che hanno anche i genitori nell'accompagnarvi, insomma, nel darvi indicazioni e poi anche nel tirare fuori i soldi, perché insomma anche quella è una questione aperta. Allora, ci fermiamo, abbiamo una pausa per la pubblicità, poi ci ritroviamo tutti insieme. Di nuovo insieme con Effetto Friuli Giovani parliamo di sport questa sera. Abbiamo cominciato a sentire i ragazzi, qualcuno di loro ci ha raccontato che sport fa, quali sono le principali motivazioni, abbiamo sentito più volte ripetere valvola di sfogo, poi è venuto fuori anche il termine passione e qualcuno ci ha raccontato anche la difficoltà di riuscire ad organizzare lo studio in maniera tale da trovare poi il giusto spazio, il giusto tempo per dedicarsi ad una attività sportiva. Vado allora dai nostri ospiti per cominciare a chiedere loro qualche osservazione rispetto a quanto hanno sentito. Partirei da Giorgio Brandolin del CONI per capire un po' insomma se quello che stiamo sentendo rappresenta in qualche maniera quello che a lei risulta del rapporto tra giovani e sport. Allora, intanto spiego che cos'è il CONI, perché forse non tutti lo sanno. Il nostro mondo organizzato dello sport in Italia è organizzato attraverso le società sportive, di cui alcuni di questi fanno parte, all'interno dell'organizzazione delle federazioni sportive, calcio, basket, pallavolo, nuoto, eccetera, eccetera. Poi sopra c'è il Comitato Olimpico, il CONI. Io sono il presidente regionale, quindi rappresento un po' tutte le società, le federazioni sportive di questa nostra regione.
Mi ha colpito una cosa, la percentuale di coloro i quali fanno sport tra questi 30 o 25 ragazzi, non so quanti sono, 30, dai dati che ho io ne abbiamo una percentuale maggiore che fa sport. Mi ha confermato un'altra cosa che è molto delicata, che non riusciamo a risolvere, che è il problema dell'abbandono dello sport. E questa, l'età dei ragazzi che sono qui, è l'età proprio dell'abbandono. Noi abbiamo un fenomeno, non solo in Friuli, Venezia Giulia ovviamente, ma in tutta Italia, importante da questo punto di vista, perché abbiamo bambini delle scuole elementari e medie, quasi tutti che fanno, o i genitori lo portano, i nonni eccetera, sport, poi arrivati all'età di questi ragazzi, seconda, terza, quarta superiore, per vari motivi, a cominciare anche la difficoltà di mettere insieme sport e studio, ma anche altre esigenze, altre attenzioni che giustamente i ragazzi hanno, abbiamo questo fenomeno dell'abbandono che non riusciamo a recuperare e qui evidentemente è un spaccato che mi rappresenta questo. Finisco col dire che poi alla fine questi ragazzi, diversi di loro, tra 10 anni e 8 anni, probabilmente reincontreranno il mondo dello sport, il mondo dell'educazione fisica, il mondo dell'attività motoria, lo faranno non più magari organizzato attraverso le nostre federazioni, ma come diciamo noi dal punto di vista amatoriale e da soli. E questo è un spaccato della nostra realtà regionale che, approfitto per dire, è uno spaccato positivo rispetto, adesso che sono a Roma vi posso garantire che è così, l'Italia lunga e stretta, dove abbiamo, come dire, non questa facilità di far sport come i ragazzi e le ragazze lo hanno nella nostra regione, perché non c'è paese della nostra regione che non abbia un campo de ballon, come dico io, e quasi ogni paese c'è anche uno spazio coperto che si chiama palestra e ogni mandamento ha una piscina o un campo di atletica, così non è nel resto d'Italia. Quindi questi ragazzi devono sapere che hanno un'opportunità importante, un'opportunità in più, comunque qualcosa che sarebbe bene sfruttare, no? Secondo me sì, dobbiamo anche essere un po', come dire, riconoscenti agli amministratori di questa nostra terra. Si parla sempre male dei politici, degli amministratori, invece non è così, perché nel tempo, in particolare in Friuli dopo il terremoto, si è attrezzato questa nostra regione con impianti bellissimi che ci possono tra l'altro anche permettere di avere grandi avvenimenti sportivi nella nostra regione. Ultimo esempio sarà la ristrutturazione dello Stadio Friuli, che sarà un gioiellino, io dico un teatrino, dove andremo a vedere a giocare l'Udinese. Benissimo, ritorno dai ragazzi. Fate avere il microfono a Sofia, non so dove sono. Ti chiamo in causa solo per questa ragione. La prima puntata di questa stagione di Effetto Friuli Giovani abbiamo parlato di integrazione, il tema era legato a quello dell'immigrazione e appunto parlando più di qualcuno aveva indicato lo sport come un elemento di integrazione oltre che di aggregazione. Non era quello il tema della puntata. Lo trattiamo oggi anche un po' per raccogliere quelli che sono gli spunti, gli stimoli che arrivano nelle varie puntate. Ecco, a questo proposito tu che cosa ci puoi dire? Sì, c'era, mi ricordo la prima puntata per chi era in studio ma anche per chi era a casa, comunque si era parlato di integrazione, di accoglienza, soprattutto a livello di gioco di squadra, perché è quello il momento in cui si incontrano le persone. E secondo me da questo punto di vista lo sport fa tanto, fa veramente tanto e in positivo, perché nel momento in cui tu comunque hai responsabilità verso l'altro, l'altro si fida di te, c'è comunque un legame forte, c'è l'allenamento, c'è la partita, tutta l'emozione della vittoria quando si vince, si sta insieme in tutti i momenti, in tutte le fasi emotive, quindi è bellissimo secondo me, crea proprio unità e si può andare al di là delle differenze. Al di là delle differenze, per questo poi era un altro aspetto che emergeva, il fatto cioè che all'interno di una squadra mista in tutti i sensi certi problemi che magari qualcun altro segnala o qualcun altro individua in altri settori ma anche nella scuola stessa venivano in qualche maniera quasi annullati, no? All'interno della squadra, esatto, indipendentemente da quale fosse lo sport. Secondo te quali sono i valori positivi dello sport? Quelli riconosciuti, palesi, quelli magari che possono sfuggire
soprattutto a chi lo sport non lo pratica? Prima di tutto, come abbiamo detto prima, l'accoglienza secondo me è prima di tutto, anche la lealtà, perché lo sport, soprattutto ai bambini piccoli, comunque insegna tanto, insegna da subito che ci sono delle regole da rispettare, in ogni caso almeno così dovrebbe essere, se non le rispetti comunque un po' devi essere punito e hai le tue colpe, devi rispettare l'altro, devi rispettare anche te stesso e forse ecco gli aspetti nascosti dello sport sono un po' difficili da poter dire ma questo forse riguarda me perché non ho mai praticato uno sport di squadra. Se poi c'è qualcuno che vuole dire la sua, se ci serve qualcuno che faccia uno sport di squadra, chi abbiamo qua di volontario che ci racconta che cosa di positivo si vive come squadra, come si affrontano le difficoltà, come si condividono le vittorie, come si affrontano anche le sconfitte, perché anche quello... Allora, microfono laggiù, visto che abbiamo il calciatore, approfittiamo di te in questo senso. Entrambi va benissimo. Noi due, mi chiamo Andrea, vengo dal Marignani e noi due ad esempio giochiamo nella stessa squadra. Essere parte di una squadra è comunque un qualcosa di molto bello perché poi confrontarti con gli altri e le vittorie o le sconfitte sono comunque il risultato di un'opera di gruppo e non dei singoli. Far parte appunto di un gruppo può aiutare anche a uscire da situazioni difficili. Noi siamo molto uniti fra di noi ad esempio e ciò Siete ci aiuta. amici oltre che giocatori della stessa squadra? Sì, appunto siamo anche amici nella vita privata e ciò anche ci aiuta, ci regala anche magari soddisfazioni maggiori in tutte le situazioni in cui ci troviamo. E aiutandoci l'un l'altro comunque otteniamo risultati migliori. Raccontaci come... Spera un attimo che sei senza microfono. Dov'è l'altro? Chi ce l'ha? No, volevo chiedervi, non so, con compagni di squadra piuttosto che con altre persone, avete dei rapporti più stretti? Cioè nel senso, vi sentite legati di più ai compagni di squadra piuttosto che, non so, ai compagni di classe? Sì. Grazie. Sì, sicuramente facendo parte di quel gruppo, anche non vedendoli tutti i giorni comunque, cioè sembra che passi più tempo con loro, cioè facendo comunque 3 allenamenti a settimana, 2 quelli che si fanno, e la partita sembra che passi più tempo con questi ragazzi della squadra che comunque con i compagni di classe che li vedi tutti i giorni, ma è un rapporto tra virgolette meno intenso che si ha sul campo da gioco nel nostro caso. Ecco, una domanda che volevo farvi è, prima della partita, che cosa condividete, come vi caricate, come vi preparate e vi supportate insomma l'un l'altro? Poi parleremo anche del post, però mi interessava capire anche il prima. Noi cerchiamo, cioè non abbiamo troppe preoccupazioni prima della partita, cioè siamo sicuri di quello che sappiamo fare come squadra anche, quindi non è che abbiamo tutti questi problemi, però se qualcuno ha un problema, come è capitato prima della partita, cerchiamo di stargli vicino e tranquillizzarlo, cioè senza fare grandi cose, senza esagerare. Comunque sì, non abbiamo troppi problemi. Il post, in caso di sconfitta, partiamo da lì, che cosa succede? Intanto partiamo dall'umore, cioè quanto vi brucia una sconfitta sul campo? Tanto, perché comunque sappiamo di aver lavorato tanto per una determinata partita e perdere è abbastanza brutto. Però noi comunque cerchiamo di non pensarci troppo, infatti subito il sabato sera siamo tutt'altre persone di come eravamo in spogliatoio e all'inizio della settimana dopo si è subito pronti per affrontare la prossima partita. Anche questo mi pare molto interessante. Qualche altro sport rappresentato qui dietro? Voi fate sport? No? Raccontatemi perché non fate sport, avanti. Buonasera, io sono Greta dal Cecconi. Ho fatto sport fino a 5 anni fa. Che sport hai fatto? Patinaggio artistico per quasi 10 anni. È tantissimo, Sì, 10 anni di patinaggio artistico è sì, ho iniziato da piccola
mi è sempre piaciuto, ho provato anche altri sport come, cioè dopo un bel po' di anni che facevo patinaggio ho voluto provare anche altri sport come fitbox, che è una specie di kickboxing. Cambiando completamente genere, Sì, insomma. però poi ritornavo sempre al patinaggio perché mi piaceva. E Poi, che cosa ti ha spinto, visto che anche Brandolin prima parlava del problema dell'abbandono? Perché? secondo me perché magari non ci sono più i genitori che ti organizzano il pomeriggio, secondo me, perché ti trovi con intanto lo studio magari, poi anche magari qualche rientro se la scuola fa anche i rientri e quindi devi organizzarti tu da solo e magari non riesci con i tempi. Ma non si riesce o c'è magari un po' di pigrizia? Anche quella potrebbe anche esserci. quella. Ma non ti dispiace? Cioè 10 anni sono davvero tanti. Sì. Anche perché mi dispiace immagino molto. che poi con il passare del tempo si comincino a fare gare via via infatti. più, certo più impegnative, però che magari regalano anche soddisfazioni, per cui penso probabilmente possa essere anche una sofferenza mollare dopo tanto tempo, è così? Sì, è stata abbastanza una sofferenza, infatti mi manca molto, posso dirlo, solo che richiede molto impegno appunto per le gare, ci vuole molte ore di allenamento e richiede appunto impegno che o scuola o appunto lo sport. Ma per esempio quando hai mollato, quanto tempo ti portava via questo sport? Facevo 2 o 3 allenamenti a settimana di circa 2 ore, più o meno. 6 ore. Sono 6 ore a settimana, sì. quindi più o meno. E non riuscivi più a gestire? Inizialmente sì, poi ho iniziato a fare tanti rientri perché prima del Cecconi ho fatto un'altra scuola e quindi proprio non riuscivo con gli orari. E i tuoi genitori come hanno reagito? È dispiaciuto anche a loro che tu avessi gettato un po' la spugna? Penso di sì, cioè, non me magari l'hanno non te detto. l'hanno fatto pesare, Sì. però pensi dopo un investimento insomma così importante, ma per te ovviamente al di là insomma dell'aspetto economico, e sicuramente 10 anni sono a questa età, 10 anni dedicati ad una disciplina, ad un'attività sportiva mi sembrano davvero tanti. Allora noi abbiamo la pubblicità, poi naturalmente al rientro ascolteremo altre esperienze, sentiremo insomma che cosa fanno i ragazzi, che cosa piace loro dello sport e magari andremo a indagare tra quelli che non fanno sport effettivamente quali sono le ragioni, perché poi alla fine si scoprono cose interessanti anche lì. A tra poco. Eccoci nel nuovo studio di Telefriuli con i ragazzi, con Effetto Friuli Giovani. Vado subito alle mie spalle perché voglio sentire il racconto di altre esperienze, il rapporto con lo sport delle ragazze qui dietro. Avanti, intanto sportive o non sportive? Parti tu che hai il microfono. Buonasera, io sono Flebus Denisa dello Stringer. Ho praticato sport da quando avevo 5 anni, devo anche elencarli? Beh, magari, racconti. Sono così tanti. Nuoto, ginnastica artistica, equitazione, un po' di basket, un po' di calcio. Beh, mi sembra una lunga esperienza. Anche tu non ti sei, cioè, li hai praticati, immagino, non contemporaneamente, o sì? Ginnastica artistica e equitazione, sì, gli ultimi 2 anni della quarta e quinta elementare. E quando, ecco? È stato un po' difficile perché avevo il martedì ginnastica, poi il mercoledì equitazione, o magari arrivavo a casa alle 7 e dovevo andare subito a fare equitazione, pesantissimo. Poi sono andata avanti al calcio, erano alle superiori. Alle superiori? Poi l'ho mollato perché avevo scuola, recuperi. E poi adesso non faccio più niente perché troppo impegni, troppe cose adesso. Ma neanche dedicandosi ad uno sport alla volta? Se possiamo dire una disciplina con i cavalli, con le carrozze, sì, che vado con mio fratello ogni tanto in giro per i campi, così, facciamo qualche gara, sì, allora. È un'attività anche quella, credo, no? Sì, molto bella, che sei in contatto con la natura, con i cavalli, molto bella. Ecco, raccontaci allora cosa ti piace di questa attività, il contatto con la natura, stare all'aria aperta. Poi?
Intanto Conosci dove gente- vai, per esempio? Quali sono i posti? Dove siamo andati? Non ti ricordi? Dappertutto, in pratica tutto il Friuli quasi. Beh, ma è una cosa bellissima Sì, questa. è bellissimo. Quando abbiamo fatto una volta siamo andati da Tarcento fino a Udine con i cavalli, siamo andati qua a Udine in città, c'è tutte le anziane, oh bravi, bravi, che belli. Stupendo è stato, c'è una bella esperienza da fare, veramente. Raccontaci com'è, io non ho mai fatto equitazione, non so, ma raccontaci com'è anche il rapporto con questo animale che è così affascinante a vederlo. Costussa magari. Bon, sì, cioè, cavalcare i cavalli è una bella esperienza, mi piace, lo vorrei ancora praticare, però ho avuto un problema col ginocchio, quindi non lo posso più fare. Fare le premiazioni. Quelle carrozze, sto solo ferma lì e vedo la natura, il vento. E ti sembra poca cosa? Sì, poca per me. Ti sembra poca cosa, vabbè. Posso passare a mio fratello? Lui è molto Sì. praticato. D'altra parte è stato tirato in ballo, deve raccontarci Questa anche me la lui paga, però questa me la paga. questa esperienza di muoversi in Friuli con la carrozza, con tutti gli occhi puntati e la curiosità della gente che posso solo immaginare. Sì, è diciamo una bella esperienza. Cosa posso dire? Questa disciplina qua che si impara il rapporto tra l'animale e l'uomo. Niente, facciamo questo tipo di gare con le carrozze, ci chiamano in tutto il Friuli. Niente. Ma raccontaci che tipo di gare sono? Come sono Ma in organizzate? pratica sono organizzate, c'è questo terreno nel campo qua, che si mettono due coni staccati a una certa misura. Tieni vicino al microfono. Scusa. E ci sono questi due coni con sopra delle palle, con delle palle. Tu devi passare in mezzo e senza farle cadere. Poi ci sono, diciamo, le staccole fisse in cui ci sono delle lettere A, B, C, devi fare per ordine. E dopo chi fa più veloce, fa meno penalità, vince. Ok, e siete in molti a praticare questo? Ad esempio, io faccio parte di un'associazione che si chiama Associazione Friulana Appassionati Carrozze. Siamo un gruppo di 80 persone, tutti che abbiamo cavalli. E niente, ci raduniamo, diciamo, adesso ricominciamo da marzo, ogni domenica ci raduniamo in un certo posto. Raccontami della curiosità delle persone che vi vedono, perché immagino vedere arrivare in città a Udine una carrozza con i cavalli. Ad esempio, le faccio un esempio. Noi, quando passo io in giro per i paesi, vedo ad esempio i vecchietti che come posso dire, si rianimano. Rianimano più dei bambini, ad esempio. Ma perché gli ricordate qualcosa del loro passato? Appunto, quando ad esempio porto anche in giro persone e dicono io mi ricordo io alla mia età. E quindi vi raccontano un sacco di storie, immagino. Sì, ecco, cominciamo a farci le storielle. È bello, questo è bellissimo. Siete molti ragazzi che... No, di ragazzi ad esempio ci sono io, mia sorella e altri 4-5, il resto hanno tutti tra i 40 e più anni. Ecco, consiglieresti a dei tuoi coetanei di avvicinarsi a questa disciplina? Diciamo hanno la passione per il cavallo, per gli animali, più che volentieri. E per la natura? Anche per la natura, ovviamente. Ecco, quindi per te che cos'è questa attività? Non solo una valvola di sfogo, questa è proprio passione. Questa credo. diciamo sì, è proprio passione, cioè se tu vuoi fare questo sport devi avere passione, ma tanta anche, se no non la fai proprio. Magari ad esempio, magari il cavallo quando suda comincia diciamo a dare brutto odore, vedo tanta gente che puzza così. Allora, siamo un po' disabituati ecco, a questo contatto con la natura e con gli animali. Sì. La cosa che in assoluto ti piace di più di questa esperienza, qual è? A me diciamo il rapporto fra l'uomo e l'animale, cioè tu lo cominci a conoscere, come posso dire, se lo conosci, dopo diventi tutt'uno tra l'animale e il cavallo. Come si chiama il cavallo con cui Ma ne ho due, uno si chiama Gladiator e l'altro Olympus. Accidenti, due nomi molto importanti. Sì. Bello, davvero. C'è qualcun altro? Giorgio. Sì, certo. Lui ha parlato solo dello sport, ma noi facciamo anche la sfilata di eleganza, cioè significa vestirsi come una volta, d'epoca in pratica, carrozze d'epoca, vestiti, c'è una cosa bellissima. Per esempio io vi posso invitare tutti a giugno, il 9, giusto? 9 giugno così, a Villa Manin, è una tradizione lì, una cosa stupenda. Sì. Merita veramente vederli i cavalli dal vivo proprio. È un salto poi nel passato, sì, molto ma una cosa particolare e bellissima. affascinante. Sì.
anche perché poi lì appunto c'è un raduno per cui si ha ancora di più, no, questa... Ma sono da tutti, vengono dalla Svizzera, Austria, proprio in Germania, dappertutto. Vado da Babbo a questo punto perché volevo chiedergli, trasudano passione questi ragazzi, no? Perché lasciano, le loro parole fanno capire perfettamente quanto questa attività significhi per loro. Lo vedete anche a scuola, tutto questo entusiasmo, questa passione? Quando arrivano a scuola con la carrozza, sì. Sì. Probabilmente è il mezzo di locomozione, perché quando arrivano con l'autobus, con la corriera, sono un po' più tristi. Dovremmo forse rinvigorire, ecco, stalle dove possono, a parte gli scherzi, credo che i ragazzi, è chiaro che la passione arriva dove c'è creatività e non dove ci sono troppe regole. Anzi, ma regole che tu riconosci valide, questi sono gli sport, no? La bellezza dello sport è che io mi adeguo a regole che ritengo che migliorino poi il mio stare dentro quello sport. Un calcio senza regole sarebbe un calcio poi che non è più affascinante, e così vale per il rapporto con l'animale, il tipo di gare. Dentro la scuola probabilmente non tutti riconoscono che quelle regole sono significative e importanti. Allora è chiaro che magari si arriva a scuola meno interessati perché le regole sembra che siano contro gli allievi e non invece a favore degli allievi, a favore di dove c'è maggior controllo, c'è anche maggior poi capacità di ascolto e così via. Ecco. Credo questo. I nostri ragazzi, devo dire che però non è vero che, è vero che arrivano magari non così motivati, ma è anche vero che lo fanno tutti i giorni per 200 giorni all'anno e francamente la routine non ha mai innamorato nessuno, neanche gli insegnanti, non solo gli allievi. Torno dai ragazzi, perché so che c'era qualcuno che voleva fare un'osservazione, prego. Tornando al discorso che facevamo prima, no? Di quali possono essere anche i motivi che spingono a un certo punto a mollare, no? Uno sport. Buonasera, io mi chiamo Giuseppe e sono dello Stringer. Allora, praticamente volevo dire che, a parte il tempo e la scuola, c'è anche la possibilità economica. Cioè, certe famiglie riescono e altre no. Sì. No, questo è un aspetto sì. di non poco conto. Sì, Brandolin, so che ho visto che voleva su questo intervenire. Due osservazioni. La prima sull'integrazione che hai sfiorato velocissimamente. Guardate, io sono nel comitato Schengen che tratta gli argomenti degli immigrati da 2 anni a questa parte. È un problema epocale, è un problema non emergenziale ma strutturale. Lo sport può aiutare moltissimo a far comprendere e capire le diversità e anche ad aiutare questa integrazione. Per questo credo che certi atteggiamenti di miei colleghi dirigenti della mia amata Federazione Calcio siano, come dire, squalificanti per l'intero movimento sportivo, perché è uno dei pochi ambienti che con semplicità, naturalezza ha l'integrazione in se stesso, perché io parlo del calcio perché sono innamorato, ho giocato tanti anni a calcio. Là le regole sono quelle, non occorre conoscere né la lingua né niente, il pallone è uno solo e lì ci si integra naturalmente e quindi lo sforzo che dobbiamo fare noi dirigenti è di aiutare questa integrazione in tutte le città, in tutti i paesi del nostro amato paese. Secondo, sul discorso economico, è vero, c'è una crisi economica ovviamente da 7 anni a questa parte che morde tantissimo, le società mie sportive sono tutte, a parte l'Udinese e il Pordenone Calcio, dilettanti, quindi società non professionistiche, che stanno in piedi grazie ai contributi di genitori del settore giovanile, qualche sponsor che non c'è più, qualche contributo pubblico che non c'è più. E quindi abbiamo grandi difficoltà. Ha ragione lui, ci sono purtroppo famiglie che non portano più i nostri ragazzi nelle nostre società perché non hanno i soldi per pagare la retta di 150-200 euro all'anno, in particolare in alcuni sport, perché ci sono sport che costano. L'equitazione ovviamente non è uno sport, voglio dire, tanto così popolare
così come il tennis, così come lo sci, così come altri sport che costano perché c'è la divisa, perché c'è la struttura. E in effetti questo problema lo stiamo sentendo, però devo dire che le mie società sportive, i miei dirigenti, rispondo anche lui, sono molto sensibili da questo punto di vista. Senza far capire niente, non so se mi spiego, c'è qualche altro genitore, qualche altro dirigente che paga la retta per un ragazzo che non ha i soldi, eccetera, magari mettendo assieme 20-30 genitori si aiuta quest'altra famiglia. Ed è un momento di educazione sociale che altri ambienti non hanno. Il mondo dello sport invece ce l'ha intrinseco, dentro di sé. E io rivendico questo come un'esperienza molto positiva del nostro sport friulano e giuliano. È vero, quello che diceva della naturalezza con cui tutto ciò avviene, la spontaneità, no? Sì. Questa è una cosa... E con dignità, non so se mi spiego, senza far pesare niente. Ecco, poi magari questo può essere anche un invito, no, da rivolgere alle famiglie che magari possono avvicinarsi a queste società facendo magari presente alcune situazioni, sia mai che insomma una situazione si trova, un po' di solidarietà, no? Anche lo sport è anche... Ma penso che sia anche nella scuola, non so, un ragazzo che non riesce ad andare a una settimana bianca, una famiglia, giusto? Credo che gli insegnanti che sono qui presenti avranno avuto esperienze di aiuto degli altri genitori. Questa è la vera solidarietà, non le parole. Spesso la scuola si è mossa, ma tante volte anche gli allievi. Esatto. Si sono tassati quei 10 euro in più ed è venuto fuori il posto per il ragazzo. Questi insomma sono alcuni dei valori positivi che ci piaceva mettere in risalto e ci fa piacere soprattutto che siano stati appunto i ragazzi stessi a metterli in evidenza, a riconoscerli, a metterli in evidenza. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo insieme, stavamo distribuendo i microfoni in questi ultimi secondi della pubblicità. Allora, andiamo di nuovo qui sopra per sentire altre testimonianze. Prego, presentati. Buonasera, sono Giorgio, vengo dal Cecconi. Raccontaci del tuo rapporto con lo sport. Allora, io di sport ho praticato anch'io abbastanza sport, ho fatto il nuoto, calcio, faccio tuttora palestra e mi piace fare gli sport anche se non sono iscritto nelle società. Tipo, partecipo con la scuola a tutte le attività sportive che si fanno sul territorio. Il mio sport preferito è il calcio, sono tifoso della Juve tantissimo. Ci sarà anche un tifoso dell'Udinese, qui abbiamo il Napoli, abbiamo la Juve, ce n'è un po'. Oh, bene, bene, dopo sentiamo anche voi allora. Il calcio, che cosa ti piace del calcio? Il calcio mi piace tutto, partendo dal conoscere i giocatori, da dove vengono, le statistiche anche mi piacciono, vedere le partite, poi scommettere sul calcio mi piace tanto. Ah, eccola, bene. Già un valore, un disvalore, ma insomma, Ma allora, scommettere sul calcio, ma anche fantacalcio, anche... No, quelle cose no. Allora io a proposito, visto che siamo ritornati sul calcio, chiamerei in causa Silvia perché un po' di giorni fa si è molto discusso a proposito di una telefonata che è stata intercettata e che non è che faccia proprio molto bene al calcio e che racconta di come a volte i valori positivi di uno sport possano piegarsi anche in maniera becera, se vogliamo, a quelle che sono le dure leggi del mercato. Silvia, vuoi in estrema sintesi raccontarci che cosa è successo? Sai, purtroppo il calcio diciamo che ci regala grandi gioie e dal punto di vista sportivo, soprattutto ai massimi livelli, spesso ci regala anche momenti poco edificanti. Questa settimana è successo un po' di tutto, abbiamo, a cominciare da quello che riguarda la stretta attualità, un club, quello del Parma, che è sull'orlo del fallimento, e una partita, quella appunto che riguarda direttamente l'Udinese, Parma-Udinese, che si è saputo oggi, notizia delle ultimissime ore, che non si giocherà.
perché la società non è in grado di pagare, il prefetto ha detto le condizioni di sicurezza non ci sono, se volete giochiamo a porte chiuse, e io penso che insomma giocare una partita a porte chiuse, quindi privare anche i tifosi della possibilità di godere dello spettacolo, non abbia tanta logica, sia un po' contro lo sport. E tu citavi anche insomma, indirettamente le telefonate, quindi insomma, telefonate di Lotito, anche in questo caso insomma, ci sono sempre di mezzo i soldi, c'è poco da fare. A quel livello lì ormai lo sport perde, secondo me, il suo vero valore, quello di chi lo fa tutti i giorni in palestra o sui campi, e diventa forse un po' più un business, quindi in quel caso diritti televisivi, torte da spartire, fette più o meno interessanti che possono riguardare società appunto di vertice, e quindi in questo caso lo scandalo è legato al fatto che si è discusso molto, più che del contenuto della telefonata, del fatto che la telefonata fosse stata registrata. Registrare la telefonata, è stato detto da più di qualcuno, non era corretto, e invece il contenuto insomma tutto sommato ci poteva stare. Questo per dire che forse a quel livello magari lo sport non insegna tanto ai nostri giovani. Il senso era, per farla in soldoni, che portare nella massima serie del campionato piccole squadre non rende sostanzialmente. No, perché chiaramente sono le squadre grandi quelle che hanno più interesse a spartirsi una torta importante come quella dei diritti, che insomma nei prossimi anni dovrebbe accrescere in termini economici, e quindi non è gradito avere insomma delle piccole squadre con cui spartire questa torta. Allora, visto hai ancora il microfono e visto che tu sei un appassionato di calcio, volevo chiederti questo: quanto vicine o lontane senti queste squadre al tuo modo di vivere lo sport, di vivere il calcio in particolare? Ma queste squadre, io ho letto anche tanti articoli sulla situazione del Parma, in un campionato ci stanno sempre le squadre forti e quelle meno forti, quindi cioè, lo spettacolo è anche avere qualcuno che vince segnando tanti gol e uno che ne subisce di più, perché se fossero tutte partite alla pari non sarebbe neanche tanto divertimento. Ma ecco, riguardo a questo, al fatto che il ruolo che il denaro, che i soldi ha quando lo sport arriva a un livello così alto, e come questo alla fine influenzi il gioco stesso, di questo cosa pensi? Beh, nel calcio girano tantissimi soldi, più una società è ricca più cerca di avere ancora più soldi e va a finire cioè riesce a guadagnare questi soldi in modo imbrogliando, diciamo, con calcio scommesse, non quello che faccio io, ma quelli... Il tuo è onestissimo. Brandolin, cosa voleva? Ho visto che ha alzato la mano. No, allora, ho detto prima che ci sono dirigenti nelle ultime settimane, in particolare del calcio, come dire, che non ci fanno fare bella figura come movimento sportivo. Allora, il calcio professionistico, quello di Serie A, B e C, sono professionisti, cioè sono pagati, stipendiati, e non soltanto i giocatori, ma anche chi segna il campo, anche chi apre e chiude il campo, con contratti di lavoro, eccetera. Quindi è un mondo diverso dal mondo che rappresento io, che è quello di dilettanti. Loro vanno a giocare nelle squadre dei dilettanti, e quindi nelle squadre dove questo giro di soldi non c'è. E quindi laddove c'è spettacolo, pensiamo ai cantanti di Sanremo, pensiamo ai piloti di Formula 1, pensiamo al basket, allo sci, cioè pensiamo a tutti quegli sport di grande livello che è spettacolo, e quindi sono pagati molto bene. Che cosa è successo? È successo che un dirigente del massimo livello, Lotito, che è il responsabile all'interno della federazione, tra l'altro delle riforme che la federazione si vuol dare, la federazione calcio, ha sostanzialmente, al di là che è una porcheria registrare una telefonata, ha detto quello che pensa realmente. Cioè avere il Carpi o il Sassuolo, come già c'è in Serie A, vuol dire non riempire lo stadio di San Siro quando c'è Inter-Carpi.
e quindi vuol dire non aver X soldi e soprattutto un appeal con la televisione quando si mostra, che ne so, Latina Carpi, che potrebbero essere tutte e due in Serie A. Nessuno vede, nessuno compra Sky piuttosto che Premium, eccetera. E questo è dannoso e vergognoso perché mina la vera, come dire, il vero sogno che lo sport, compreso il calcio, dà. Perché una piccola società, il sogno mio, quando giocavo con la giovanile dell'Udinese e dopo non ho fatto carriera, era poter giocare con la prima squadra, poter dare dopo magari vestire la maglia azzurra. Quindi perché togliere al Carpi la possibilità di giocare con la Juventus in Serie A? È proprio la negazione dello sport, perché lo sport vive sulla competizione e chi è più bravo, anche se rappresenta una piccola realtà, deve vincere. Punto, è sempre stato così. Abbiamo avuto in Serie A il Vercelli che ha vinto degli scudetti. Abbiamo avuto in Serie A la Triestina, il Padova, la Spal di Ferrara, che qualcuno forse ancora ricorda, che hanno fatto grandi campionati. Quindi perché togliere questo? E allora quello non è un dirigente sportivo, è un dirigente dello spettacolo, è un imprenditore dello spettacolo. Allora io capisco che devono essere gli imprenditori per portare avanti questa attività, come c'è la famiglia Pozzo a Udine, eccetera. Ma se questi negano, non lo fa Pozzo, ma dico l'ho fatto Lotito, il valore fondante dello sport, è meglio che chiudiamo baracca. Se poi i giocatori, facevo riferimento a quello, il ragazzo sopra lì, vendono le partite, beh allora insomma ragazzi, voglio dire, inficiamo quelli che sono veramente insomma i fondamenti dello sport. Però guardate, e finisco, non è che è solo lo sport malato, lo sport è una fetta della nostra società che è malata, dove i principi, ahimè, da 20 anni a questa parte in particolare, gli obiettivi di un giovane, una persona, bisogna essere belli, bisogna avere successo, bisogna avere soldi, bisogna costruire. Ecco, non è questo invece che noi dello sport vorremmo insegnare. Purtroppo abbiamo anche questi dirigenti, però tanto per capirci, Lotito è stato messo in parte. Se permetti, mi aggiungo anch'io perché insomma chiedo anche ai ragazzi, visto che appunto questo livello dello sport dovrebbe rappresentare in qualche misura un modello, quando succedono queste cose loro come si pongono nei confronti di una realtà come quella appunto del calcio di Serie A, quando combinano questi pasticci per dare una definizione, insomma, politically correct. Ecco, diciamo. sì, raccolgo subito la palla al balzo per sentire sia gli appassionati di calcio, chi fa calcio, ma anche chi lo segue o non lo segue. Tu volevi dire qualcosa? Passiamo magari il microfono ai calciatori. Io penso una cosa, che Lotito abbia detto una cosa sbagliata, perché comunque dobbiamo pensare che giocatori che comunque ora sono in nazionale, come ad esempio lo stesso Zaza o Berardi, sono partiti sì da una squadra come la Juve, però sicuramente, sì, prima, però sono stati mandati in prestito da squadre piccole, appunto come il Sassuolo, che adesso sta facendo anche un ottimo campionato grazie a questi due ragazzi comunque, grazie appunto a delle squadre piccole in Serie B che sono riuscite a diventare grandi, a realizzare questo sogno di arrivare in Serie A, appunto. È quello. Ecco, ma allora la domanda è, episodi come questo, purtroppo non ce n'è uno solo, purtroppo ce ne sono diversi, si parlava anche di partite vendute, eccetera. Ti fa più rabbia, ti offende? Qual è la tua reazione da persona appunto che pratica questo sport, anche se a un livello diverso? No, io rimango stupito davanti a queste... Non ti riconosci? No, esatto, perché come ha detto appunto non è un dirigente sportivo, ma è un dirigente dello spettacolo che deve pensare solo a quello in questo caso, quando si dovrebbe pensare di più appunto al valore dello sport, del calcio in sé. Ecco, tu sogni un futuro nel sì, calcio? Ma ormai vabbè, ormai. Con chi giochi? Con 3 stelle. Con la? 3 stelle. Ok. Passa al tuo compagno di squadra, nonché amico. A te che effetto fa sentire ogni tanto raccontare di episodi come questo?
Sì, appunto sono cose che a noi appunto che viviamo in prima persona lo sport in questione sì, danno amarezza e dispiacere, perché appunto non è giusto che le squadre che comunque hanno un organico di squadra da Serie A non possano entrarci solo perché un presidente non accetta la squadra. Invece appunto, come dicevano, sarebbe giusto guardare solo ai valori tecnici appunto della squadra, non al budget che ha e che può avere. Ma quindi da questo punto di vista voi avete allora un grande vantaggio al vostro livello, forse le qualità vengono veramente premiate, la parte davvero positiva insomma dello sport e dell'atleta viene riconosciuta come forse a altri livelli non accade. Sì, ai nostri livelli ancora di questi fatti, se ce ne sono a livelli abbastanza contenuti, però basta pensare che appena si parla magari di promozione o eccellenza, siamo comunque, non comunque ai livelli della Serie A, ma iniziano già a esserci fatti simili, comunque è una brutta cosa, però noi da giocatori pensiamo a giocare e quello che fanno i dirigenti dopo condiziona anche noi, ma appunto è il loro lavoro, noi giochiamo per passione e non per guadagnarci sopra attualmente. E questo è un altro aspetto positivo di questo livello. C'è una pausa per la pubblicità, poi ritorniamo insieme. Di nuovo insieme con Effetto Friuli Giovani. Nella prima parte abbiamo sottolineato alcuni importantissimi valori positivi dello sport che sono stati individuati e tanto ben raccontati dai ragazzi questa sera. Nell'ultima parte invece siamo andati a parlare un po' di quello che non funziona, di quello che non ci piace dello sport a certi livelli e in particolare l'attenzione si è concentrata sul calcio. So che c'è anche qualche altra considerazione a questo proposito. Hai il microfono, quindi presentati. Mi chiamo Elia, vengo dal Cecconi. Ma secondo me il calcio è tutto un business, da partire dalla terza categoria alla Serie A, perché io gioco in una società che è in eccellenza, a Lumignacco, e comunque ho visto tante persone arrivare, soprattutto nel mercato di gennaio adesso, sia anche dalla Slovenia, quindi c'è tanto giro. Abbiamo un presidente che c'ha i best. Può farlo. Comunque è difficile trovare società che non cercano il giocatore anche dalla terza categoria. Se è forte viene preso sicuramente. E poi Che cos'è per te il calcio? Il calcio è non un impegno, è una voglia di diventare bravo e cercare di arrivare ad alti livelli. Il tuo obiettivo qual è? Sarebbe la Serie A, però è impossibile per adesso, purtroppo. Problemi anche fisici. Comunque, insomma, dici... No, ognuno spera il suo sogno, magari giocare in eccellenza, in prima squadra, però se... Comunque, tu dici da un certo punto in poi la situazione comincia un po' a deteriorarsi, sì, ma anche vedo gente della prima squadra che comunque ha acciacchi fisici e tutto, è normale, 35 anni. Ti guadagni i tuoi soldi ormai. Ho capito, c'è qualcun altro che vuole intervenire? So che ci sono altri appassionati o tifosi, prego. Buonasera, mi chiamo Eric, gioco a calcio e comunque sono d'accordo con quello che ha detto lui, però adesso il calcio è diventato una cosa bruttissima. A te cosa piace? Allora, qual è la parte del calcio che ti piace? Perché voglio dire, se tu lo pratichi, sicuramente ci sarà anche qualcosa di positivo, che forse poi... Da parte che ingannano le partite, non per offendere le altre squadre, però da quello che ho capito, calcio adesso, da lui... eccellenza, se sei forte vieni preso, però è difficile adesso. Cosa ti piace del calcio? Tutto. A parte quello che ho detto fino adesso, per il resto tutto. È una passione che coltivi da tanto tempo? Sì, gioco da 5 anni.
è una cosa che... Cioè, è Quando sei sul campo, raccontaci che cosa provi, che cosa cambia, che cosa scopri di te stesso. Hai un'energia nuova che magari in altri momenti non hai. Cosa succede? Durante quando gioco, cioè, non penso all'altro, però il pallone, seguo sempre i palloni, dove va, ovunque, anche se va fuori seguo il pallone, però... Se lo porta a casa. Non batte. Sei tifoso oltre a essere un giocatore? Sì, tifo l'Udinese. Oh, ne abbiamo trovato uno questa sera, finalmente. Senti, il tuo idolo chi è? Di Natale. Il capitano. Facile, Allora raccontaci di lui che cosa ti piace. Quali sono le doti di Natale che vorresti tanto avere tu? Cosa dici, Tutto. Praticamente è un giocatore fenomeno, cioè un fenomeno. Cioè, anche se adesso è vecchio, però... Cominciamo bene. È vero, che nel calcio è tutto relativo, ma insomma... Sì, secondo me adesso le società devono prendere quei giovani, perché ormai quelle vecchie devono stare... Devono andare in pensione. Sì, devono andare in pensione. devono lasciare il posto agli altri. Brandolin su questo vuole... No, Di Natale è un vecchietto, però se vai a vedere, lo vedi in televisione, io ho visto qualche partita a Udine, ha dei gesti tecnici che solo quei 2 o 3 che fa durante la partita vale il costo del biglietto, almeno per uno che è appassionato di calcio. Così come sono pochi questi giocatori che hanno questa capacità di entusiasmare la gente. No, volevo rispondere al ragazzo dell'Umignacco. Sì. Allora, nel calcio si dice che partono 10.000 ragazzi, come sono partito io, sei partito tu, e uno solo di questi dice ogni 10.000 uno raggiunge il professionismo. Gli altri, come me, sono 9.999 che poi devono trovare, come dire, delle motivazioni per continuare a fare il calcio nei dilettanti, come fai tu nell'Umignacco, come ho fatto io a Ronchi, eccetera. Perché è così, bisogna, come dire, accettare anche che la sfida o il sogno che avevi non si è realizzato, però puoi trovare in un'altra parte dello sport le motivazioni per continuare a farlo come l'ho fatto io a 37 anni. Lui dice una cosa, che è anche nel calcio di dilettanti nostro regionali, invalsa adesso la mentalità del presidente padrone, che compra i giocatori, giusto quello volevi dire, gli paga magari 1.000 euro al mese in nero, 800, 700 o 1.200 per farlo giocare un campionato o 2 per dar qualità alla squadra. Questo è vero, in parte è previsto anche dalle norme, con una indennità annuale fino a 7.000 euro, non tassabile, per cui è una struttura che, come dire, anche lì c'è un po' di mercato, però i livelli, una squadra di eccellenza come la sua probabilmente ha un costo di 100.000, 120.000 euro all'anno. Se noi parliamo invece di squadre professionistiche parliamo ovviamente di milioni all'anno, anche il Sassuolo, non parlo della Juventus, dell'Inter, eccetera. Per cui è un po' tutto, come dire, equilibrato, però anche in squadre come in eccellenza, in promozione, ci sono questi fenomeni. Ovviamente anche nei dilettanti. Li ho avuti io, li ho fatti io, li abbiamo tutti. L'importante è avere dei dirigenti, come dire, che sanno però far capire anche agli altri giocatori che aver un Di Natale dell'Umignacco, cerca di capirmi, favorisce e aiuta anche gli altri 10 giocatori, perché è sempre stato così. In una squadra di 11 giocatori devi avere quello che porta l'acqua è quello che fa i numeri, è quello che fa i gol o quello che para i gol, i tiri. Per cui bisogna anche rendersi conto dei ruoli e lo sport ti aiuta a capire i propri tuoi limiti e valorizzarti anche riconoscendo i tuoi limiti. Io almeno l'ho fatto così e mi sono divertito fino a 37 anni.
ero vecchietto quando giocavo in eccellenza, ma mi sono divertito e ho sbagliato a smettere a 37 anni perché facevo il presidente della società, ma se adesso ritornerei a giocare ancora a 40 anni come Di Natale, Buffon e Totti. Però questo appunto è anche un altro aspetto magari interessante, che è quello del divertimento, esatto, che a certi livelli è dato per scontato e accade, probabilmente ad altri livelli ci saranno altre cose, altri vantaggi. Però appunto la passione, il divertimento, il metterci l'anima, no? Sono forse cose che possono essere davvero, e lo sentiamo da quello che ci stanno raccontando i ragazzi, valorizzati a questi livelli. Microfono qui davanti perché so che andiamo. Salve, sono Valerio del Marinelli e io intanto volevo chiedere una cosa. Stiamo parlando di sport e ovviamente come al solito in Italia il calcio ha monopolizzato la questione. Comunque, vabbè, il calcio che è proprio uno degli sport che ovviamente porta un sacco di valore, ma è uno degli sport che appunto porta un maggior numero di controvalori. Troviamo le scommesse, troviamo atti illeciti, troviamo numerose violenze. E qui mi ricollego all'attualità, all'episodio che è successo a Roma con gli hooligans olandesi. Esatto. Dunque, poi ovviamente no, durante la partita stessa magari nel calcio ci sono un sacco di simulazioni e si cerca di trovare il modo per anche non andare contro le regole pur di ottenere il maggior vantaggio possibile, mentre invece in altri sport come il rugby, anche se ti fai male, anche se ricevi un fallo, tu continui lo stesso ad andare avanti perché quello che conta è il giocare, il rispetto dell'avversario. Dunque, io una volta seguivo decisamente di più lo sport, adesso di meno, dati gli episodi costanti negativi di cronaca e così via. E quindi io volevo chiedere anche magari agli altri ragazzi cosa pensate di tutti questi controvalori e soprattutto questi controvalori in relazione al calcio, e magari vi chiedo quali sono secondo voi gli sport che sono più appunto portatori di valori sani. Di valori sani, esattamente questo. Ok, chi vuole fare una riflessione in questo senso, vuole aggiungere qualcosa al ragionamento o anche controbattere? Sofia, vuoi dire qualcosa? No, sì, condivido con quello che diceva Valerio, però mi riaggancio anche alla riflessione che facevano gli ospiti. Questo secondo me è legato al fatto anche che al vertice proprio c'è forse uno sbaglio profondo nell'ottica in cui si vede il calcio. È chiaro che se il denaro e comunque in parte anche il controvalore come dire, dell'arrivare alla vittoria a costo di veramente tutto viene portato avanti con così tanto peso e da persone che comunque dovrebbero dare l'esempio, purtroppo è un peccato. Brandolin. Allora, prego, no, c'è il ragazzo, facciamo parlare loro. Una piccola aggiunta. Sì, proprio per riprendere le sue parole, il calcio è forse lo specchio più fedele di una buona fetta della nostra società, appunto, malata, come diceva lei. Assolutamente. Il rugby, che è più un'elite, diciamo, è una rappresentazione di una parte forse migliore, ma non lo so. Brandolin. Sì, questa è una riflessione, no, devo rispondere. Diciamo, partiamo dal fatto che lo sport è una parte della nostra società e ha, come dire, i limiti della nostra società. Non solo il calcio ha i problemi dell'imbroglio nello sport. Se io parlo di doping qui, non la finisco più. E doping lo abbiamo nel tennis, nel nuoto, nell'atletica e via avanti. Però se io parlo di personaggi che io vedo attorno a me
là dove sono per 3 giorni alla settimana, che lavorano 20 ore al giorno, secondo voi come stanno su 20 ore al giorno? Ditemelo come. Mangiando pasta asciutta e bevendo un bicchiere di vino? Merenda sana. Allora, cosa voglio dire? Cosa voglio dire? Che nella nostra società anche tanta gente che per arrivare, come dicevo prima, al successo che ci è stato da quel benedetto strumento, si chiama televisione, adesso internet, inculcato nella testa che dobbiamo ottenere, quel successo lo si ottiene a qualsiasi costo. Così in politica, così in industria, così nello spettacolo, così nelle canzonette, così in teatro, così nello sport. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Ovviamente il calcio, che è lo spettacolo, come dire, che a livello mondiale è più semplice da seguire ed è amato a livello proprio mondiale, è evidente che vengono messe in evidenza tutte queste cose, ma vi ho raccontato dei miei colleghi che lavorano 20 ore al giorno e mi fermo qui per non beccarmi una denuncia. Capite? Allora questo è, no, per dire, per far capire, che è questa benedetta voglia di successo a tutti i costi che sta mettendo veramente a disagio tante persone della maggioranza che anche nel mondo dello sport vogliono essere corrette, vogliono divertirsi, eccetera, eccetera. È evidente che noi dirigenti sportivi dobbiamo trovare regole e momenti e dobbiamo sempre aggiornarci, perché ad esempio nel doping, noi che siamo l'antidoping, siamo sempre in ritardo, perché quando abbiamo trovato una forma per bloccare una tipologia di doping è già superata quella che riusciamo a beccare, perché ne hanno inventato un'altra. Quindi è difficile correre dietro a queste cose qui. E volevo dire questo proprio per, come dire, per far capire che il calcio è lo specchio di una società che è abbastanza in difficoltà, per non dire malata. Allora, prima di lanciare la pubblicità, devo necessariamente difendere la categoria, che è quella di chi fa televisione, no, perché ogni tanto veicoliamo anche qualche messaggio positivo. Non siamo la Serie A noi, siamo i dilettanti e forse per questo possiamo vantarci di diffondere qualche messaggio positivo. No, beh, questa sera lo stiamo facendo, mi sembra. Questa sera lo stanno facendo loro per la precisione. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Eccoci, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, sono certa che i ragazzi hanno ancora tante cose interessanti da dirci. Prima di passare la parola al prof, abbiamo un'altra testimonianza che riguarda il mondo del calcio, ma in questo caso non una squadra vera e propria. Buonasera, io sono Andrea Vusu, io gioco a calcio con gli amici, tipo nei campetti o magari in giro. Dove capita? Dove ci capita. Alla fine gioco così perché alla fine ho capito che, soprattutto qua in questo paese, per avere una carriera, avere un futuro nel calcio non è così facile. E poi anche come è fatto il calcio non è uno sport, uno sport di divertimento per me, ma per gli altri è qualcos'altro. Altri interessi, sì. Quindi tu dici non ci provo neanche, preferisco rimanere a questo livello, mi diverto di più, non ho il pensiero, non ho... Sì, ho giocato a calcio tipo per altre squadre. Il microfono vicino? In altre squadre più di 5 anni, anche 6 anni, ma poi ho capito che è meglio giocare... Dove c'è un pallone, dove c'è uno spazio, va bene, ci si diverte un sacco. Ti crei la porta con 2 cose e lì giochi. Anche questa è bella, no? 2 felpe messe per terra sono la porta ideale per giocare, per divertirsi tutti quanti insieme. Prof. Vedo qui tanti ragazzi e mi viene in mente un proverbio africano: per educare un figlio è necessario un villaggio. Quindi quanti figli sono qui e non basta il calcio, non basta lo sport, non basta qualsiasi sport, non basta la scuola, serve una società intera che è famiglia, che è comune, che è pro loco, tutta la rete, i mass media, tutti insieme per educare. E tutti insieme invece siamo contagiati da quel brutto male che è l'arivismo, dove lo sport non ti insegna più a superare i tuoi limiti ma a superare l'altro, a non battere più te stesso, che è il massimo del successo sportivo,
ma invece è battere l'altro. E così vale, ho paura che qualche volta capita a scuola. Godo di più nell'insuccesso del compagno che nel successo mio, e così via, no? E così vale nel lavoro. Ecco, allora forse bisogna ritornare a questo detto africano, cominciamo a ritornare a essere villaggio, fare rete assieme come agenzie educative, come adulti, e allora questi figli cresceranno e cresceranno bene. Questo era ciò che volevo lasciare. Allora, abbiamo una parentesi da aprire in finale di trasmissione. Prima però volevo far trarre le conclusioni a Brandolin rispetto a tutto quanto è emerso questa sera, anche per lanciare insomma un messaggio ai ragazzi. Allora, il messaggio che io do ai ragazzi è questo. Ritorno al fenomeno dell'abbandono. Lo sport è come la vita. Nella vita avrete anche nel mondo del lavoro, nella famiglia, delle difficoltà, così come le avete avute anche praticando sport. Non fermatevi alla prima difficoltà. Non fermatevi alla prima difficoltà, perché c'è sempre una possibilità di superarla, primo, e poi di avere delle soddisfazioni. Io auguro a voi, io ho avuto anch'io, ad esempio, personalmente la delusione di non giocare in prima squadra con l'Udinese. Sono stato un anno fermo per un incidente tanti anni fa, poi ho ripreso nei dilettanti. Mi sono divertito, ho fatto la mia bella carriera, sono diventato addirittura deputato e il calcio mi ha aiutato a superare le difficoltà. Quindi l'augurio che io faccio a voi è che queste cose le capiate da subito, non tra 5 anni, non tra 8 anni come vi dicevo prima che riprenderete a fare attività, perché anche nello sport, così come nel rapporto con le altre persone, così come nella scuola, le difficoltà si possono superare. Guai fermarsi alla prima difficoltà. Ecco, questo è il messaggio che do a loro, partendo anche dalla mia esperienza e avendo visto tanti ragazzi delusi che poi invece hanno avuto successo nella vita, anche non solo nello sport. E lo sport però li ha aiutati. Silvia. Non possiamo che sottoscrivere le parole del presidente Brandolin. Dico anche ai ragazzi: continuate a fare sport, perché davvero, al di là del fatto che lo si faccia ad alti livelli o a livello amatoriale, è comunque un'esperienza di vita importante, come sentivamo anche il fatto di poter condividere momenti belli, momenti brutti assieme ai compagni, o comunque, se si fa anche uno sport individuale, quello di dire ok, mi pongo un obiettivo e lavoro per raggiungere quell'obiettivo, perché alla fin fine è una frase detta e ridetta, però lo sport è davvero una palestra di vita, quindi se riuscite a misurarvi con le regole giuste e con il rispetto verso voi stessi e gli altri nell'ambito dello sport, sicuramente sarete delle persone migliori anche in tutti gli altri ambiti. Che è quello importante. Assolutamente. Allora, vi dicevo che dobbiamo aprire una parentesi in finale di trasmissione, perché c'è stato un caso scoppiato negli ultimi giorni, ha riempito pagine e pagine di giornali. Ne parliamo perché è un caso nato nel mondo della scuola. Cerchiamo di capire quanto ha coinvolto effettivamente la scuola, quanto invece è stato, se vogliamo, anche strumentalizzato ed è diventato più che altro terreno di sfida per gli adulti. Il caso in questione è quello del velo islamico. Si diceva inizialmente vietato attraverso una circolare all'Isis Malignani di Cervignano. Il caso è stato montato proprio su questo divieto, poi si è scoperto che divieto in realtà non era, che questa circolare conteneva una riflessione, grandissime polemiche sulla stampa. Ci sono state le precisazioni di questo dirigente scolastico che nella sostanza ha detto: io ho percepito delle difficoltà, ho percepito un clima che mi sembrava pericoloso, in buona sostanza con tutto quello che sta succedendo a livello internazionale, con questi terroristi dell'ISIS che stanno seminando il terrore un po' ovunque, avevo la sensazione che si facesse di tutta un'erba un fascio e che uno studente nella scuola friulana, per il fatto di essere musulmano, fosse in qualche maniera assimilato, accomunato con questi terroristi.
E da qui appunto le considerazioni sui simboli religiosi che sono presenti a scuola, e da qui tutta una serie di polemiche. Allora io ne abbiamo parlato con i ragazzi hanno pensato che una riflessione su questo caso, ma non solo, valesse un'intera puntata, e noi naturalmente siamo d'accordo, ed è quello che faremo venerdì prossimo. Però volevo capire, anche così per lanciare poi l'argomento della settimana, se di questo caso ne hanno parlato i giornali e basta, o se per caso se ne è parlato anche a scuola. Volevo capire se in qualche classe il discorso è stato in qualche maniera affrontato oppure no. È stato affrontato da qualcuno? No. In nessuna scuola, in nessuna delle vostre classi? Un attimo, passiamo, avete un microfono che lo passiamo. Ah, ce l'hai, prego. No, semplicemente detto non in ambito scolastico, forse perché è una questione un po' scottante di attualità, non lo so. Io comunque abbiamo avuto una settimana abbastanza piena, la mia classe ha avuto impegni, diciamo, quindi forse anche per quello, però forse c'è un po' di timore, un po' di riservo nel parlarne. Perché implica prendere una posizione in questo senso? Sì, certamente. E sì, l'idea della prossima puntata di Effetto Friuli Giovane su questa tematica è sicuramente positiva, perché c'è bisogno di uno spazio per discuterne. Libertà d'espressione, ci sono una serie di temi importanti. Mi stupisce però il fatto che a scuola non se ne sia assolutamente parlato. Viene da pensare che veramente questo sia un problema sentito altrove, ma non nella scuola. Sofia, secondo te? No, neanche da voi? Devo dire che nemmeno da noi se ne è parlato. Siamo in un liceo classico. Io personalmente comunque ne ho parlato, ho parlato di questa cosa con qualcuno. Trovo però che ci sia forse un disinteresse da parte degli insegnanti a toccare un tasto così delicato, appunto, forse per questa questione dell'esporsi di fronte ai ragazzi, e devo dire che comunque non tutti sono disposti a fare purtroppo discussioni di attualità anche così pesanti, così scottanti, se possiamo dire. Per fortuna c'è Effetto Friuli Giovani, insomma. Sì, auspichiamo che la prossima puntata, insomma, sia allora a questo punto il banco di prova per parlarne, perché trovo che comunque qualcosa da dire ci sia. Assolutamente, anche perché, ripetiamo, è un caso che è nato all'interno della scuola. Ne hanno parlato in tanti, molti si sono sentiti in diritto di dire la loro, anche giustamente, per l'amor del cielo, però credo che sia molto interessante sentire quanto a questo proposito hanno da dire i ragazzi. Intanto abbiamo appreso che, almeno per quanto riguarda la rappresentanza che c'è qui in studio questa sera, a scuola non se n'è parlato. Già questo, secondo me, varrebbe una puntata. Sapete già quindi di cosa andremo a parlare? Sarà il punto di partenza al caso del velo islamico, perché poi appunto il ragionamento lo possiamo ampliare in tutti i modi, ma saranno come sempre i ragazzi a decidere. Ringrazio Silvia per essere stata con noi qui questa sera, per averci aiutato in questa riflessione. Ringrazio moltissimo anche Giorgio Brandolin per i suoi spunti e soprattutto per il suo messaggio, rivolto grazie soprattutto a chi stasera ci ha raccontato di aver mollato, no? Nonostante la passione, nonostante l'amore, insomma, per lo sport bello, quello positivo, quello che i ragazzi ci hanno saputo raccontare con entusiasmo, quello che ci piacerebbe fosse conservato, insomma, per sempre. Ringrazio anche il prof che stasera ha avuto il piacere di sedersi comodo una volta ogni tanto. Bene, che bene. Grazie naturalmente a voi ragazzi per tutto quello che ci avete raccontato. L'appuntamento quindi a questo punto è per la prossima settimana. Grazie naturalmente anche a voi che ci avete seguito da casa, grazie ai tecnici in studio e in regia. Alla prossima, arrivederci.